hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it is just
she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. No che vengo. A posto. Prego. Signori, un attimo di attenzione, signori. Quindi il nostro obiettivo è quello di incontrarci all'ingresso di Montorio, facendo la strada al bivio di Montelongo, non la strada del Cigno, perché quella è tutta rovinata. Ok? Adesso passo la parola al prete dove ci darà la sua benedizione. È bello oggi ritrovarci in tanti e con delle passioni comuni. Ecco, che sia sempre una passione che dominiamo e che mai ci domina, perché altrimenti diventa la catastrofe, no? Invece è estremamente bello questa cura dalle moto alle vespe, alle macchine d'epoca, tutte le cose, ma che siano sempre mezzi al servizio della persona, mai la persona ridotta e strumentalizzata dai mezzi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura
l'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque, contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna, secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato queste opere e per quanti ne beneficiano e se le godono. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. È parola del Signore. Lode a Teo Cristo. Ecco, nel Vangelo naturalmente non troviamo parole dirette, ma è molto bello questo che Gesù dice di se stesso. Lui è la via, la verità e la vita. Ecco, è la via. Dunque, quando usiamo i mezzi, ci servono per raggiungere l'altro. Oltre a essere svago, i mezzi devono essere un modo per comunicare. Abitualmente noi siamo portati a costruire muri, porte, divisioni, e invece ecco, i mezzi ci servono per raggiungere l'altro, e Cristo si propone come la strada maestra, come la via che attraverso la verità ci porta alla vita. Ecco, abbiate sempre questo come obiettivo, quello di usare un mezzo per raggiungere gli altri, per comunicare con gli altri, mai per escluderli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore vi guidi nei vostri viaggi e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen. E su voi tutti qui presenti e sui mezzi che avete portato scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E buon divertimento. Grazie.
Fermo questo, è solo! Vai, vai!
capita, sì, ciao. E frate, non si porta. Non lo sto dicendo, poi che arriva. Ma spacchiamo. Esatto, bravo, sì. Ci vediamo dopo, dai. Sì, ciao.